un disegno di legge sulla IPAB, sì. Una realtà sicuramente molto fragile e importante in un settore, diciamo, molto delicato. È stato presentato da lei, dall'onorevole Foti e dall'onorevole Pellegrino. Ecco, qual è in atto la situazione del disegno di legge? Il disegno di legge è in commissione, abbiamo esaminato su circa 25 articoli, 20, siamo alle battute finali e il tema è il risanamento finanziario, l'opportunità di creare un fondo per le IPAB per poter la Regione Siciliana ogni anno dare il suo contributo. Terzo, un altro fondo che serve per l'anticipazione delle fatture, perché spesso i comuni, non per colpa loro ma per le difficoltà di cassa che hanno, di riuscire a coprire le fatture e mettere in liquidità le opere PIE. Spesso molte opere PIE sono in difficoltà di cassa, non in difficoltà di bilancio, ma il problema è che il mancato incasso crea questa difficoltà. Il disegno di legge quindi risponde altresì all'esigenza di mettere a valore la realtà, l'esperienza importante, il significato che rappresenta il mondo degli anziani, con esso tutto collegato con coloro i quali vi lavorano, e fare in modo che possa essere una simbiosi che metta in tutti i costori in una condizione di serenità. Oggi vivono una condizione difficile per le ragioni di natura finanziaria e credo che se riusciamo a fare in modo che si faccia l'estensione delle opere PIE che hanno un volume da fare molto basso e si mettano assieme per fusione, per incorporazione, questo poi vedremo come, le opere PIE che invece hanno una certa consistenza, oltre che patrimoniale anche in termini di volume da fare, abbiamo stabilito un tetto che può anche essere modificato circa €1 milione. Io credo che possiamo avviare un percorso virtuoso che deve essere accompagnato dall'unica cosa che in questo momento manca, è il riconoscimento della copertura finanziaria per i soggetti non autosufficienti, perché fino ad oggi questo è rimasto solo esclusivamente un tema dei servizi sociali e dei comuni, e credo che invece sia giusto che una persona che entra con i propri piedi presso un'opera PIE, presso una casa di riposo, perché l'argomento riguarda anche costoro, debba essere tutelato anche fino all'ultimo giorno della sua vita, anche quando potrà essere in condizione di non più autosufficiente. Quindi l'assistenza ai femministi, l'assistenza dell'OSS, l'assistenza del medico e tutto ciò che serve a un sistema sanitario. Sono i nuovi termini di quello che sono i LEA, il servizio socio-assistenziale, e credo che la Regione Siciliana debba compiere questo passo in avanti e far sì che il sistema sanitario si carichi questa piccola parte per dare serenità e assistenza e soprattutto, come posso dire, fare in modo che la vita di un anziano sia una vita serena e tranquilla.